chiediamo alla stampa di scriverlo, che le due parti vengano riunite nuovamente, come è successo un paio di mesi fa, a fine ottobre, dal prefetto. Si riunisca un tavolo chiaro e davanti ai lavoratori, e questa io invito già chi è presente oggi a essere presente anche quel giorno, dal prefetto, l'assessore Lazzarini insieme al commissario, e dall'altra parte il sindaco con i tecnici, che finalmente, se c'è un problema tecnico, lo si risolva. I soldi a questo punto ci sono, l'idea di salvaguardare la finalità d'uso di uno stabile così importante come Casa Serena, ma soprattutto l'idea sociale e pubblica di quello che è Casa Serena con i suoi 200 posti di lavoro, credo insomma, se tutti quanti dicono vogliamo tutti quanti salvare l'IRAS, e viva Dio, sto IRAS salviamolo, se adesso i soldi ci sono non comprendiamo più quali siano le motivazioni per cui non si possa raggiungere un accordo. Allora adesso destra, sinistra, centro, alto, sopra, non ci interessa nulla, qua si deve salvare IRAS e non c'è altra storia. A questo punto noi chiediamo, l'abbiamo già chiesto sopra, lo chiederemo chiaramente anche in Regione, l'impegno è che le due parti si siedano nuovamente al tavolo. Non credo che una settimana in più, una settimana in meno cambi tanto tempo, insomma abbiamo trascorso 6 anni e mezzo di commissariamento, non credo che una settimana in più succeda qualcosa. Ci si siede a un tavolo e si cerca di limare quali sono i problemi, si venga anche coi tecnici se c'è bisogno, ma si trovi finalmente questo accordo. Inizia lo svuotamento di Casa Serena. Dopo tanti anni uno stabile di 6 piani verrà, in questo momento, allo stato attuale, verrà abbandonato probabilmente per alcuni anni. Non pensiamo che comunque vada, qualsiasi finanziamento arrivi, quello stabile per 2, 3, forse 4 anni sarà assolutamente inagibile per i lavori, sempre che si riesca a trovare un accordo e sempre che tutti gli attori al tavolo siano concordi nell'investire, ATER, università e quant'altro, è comune. La battaglia va avanti, noi già nei giorni scorsi con l'incontro che ci aveva chiesto la commissaria Avvocato Stella avevamo capito che c'era sì in qualche modo una situazione drammatica, si era paventato l'incontro dal prefetto. L'abbiamo tenuto fermo proprio per aspettare la versione, la posizione dell'amministrazione comunale, che oggi ci ha incontrato e ci ha detto che non è molto semplice la soluzione, o perlomeno si è perso di capire che gli ostacoli potrebbero essere veramente in questo momento delicati da superare, diciamo così. Chiediamo l'intervento del prefetto, la posizione sarà quella di mettere a confronto Regione, quindi l'assessore Lanzarin, che chiameremo con lettera, chiaramente con un invito specifico, e quindi il sindaco, che si è già detto disponibile al confronto. Il rischio, non dimentichiamolo, oltre alla pagina nera per la città di Rovigo, chiusura di Casa Serena, lo diciamo perché sembra quasi che sia un dettaglio, chiusura di Casa Serena, questo è certo che avverrà tra un mese e mezzo, con lo svuotamento di tutti gli ospiti, di tutti i lavoratori a trasferimento a San Bortolo, o in città in alcuni casi per quanto riguarda gli ospiti. Ma non è solo questo il problema. Noi stiamo rischiando di andare di fronte ad una privatizzazione della IRAS, la trasformazione tramite liquidazione di un ente privato. Non è un dettaglio da poco. Per gli stipendi, per le famiglie delle lavoratrici qui presenti, vorrebbe dire uno sbalzo negativo di 400 euro al mese. Se domani mattina l'ente fallisce, qui arriva il privato del socio assistenziale che porta alla fame i lavoratori. Non dimentichiamoci questo. Questa mancata riforma della Regione sta portando a una privatizzazione. Qui siamo ad una situazione veramente paradossale. Abbiamo il Comune che ha la cifra economica chiesta dalla Regione, la Regione ha fatto una proposta, dobbiamo far combaciare i due pezzi di puzzle, perché sennò per la città di Rovigo sarebbe una doppia sconfitta. La chiusura di uno stabile socio-assistenziale nato 20 anni fa per una mission e che oggi viene calpestato e stralciato, sommerso dalla burocrazia, da chi ha più ragione, perché qua ognuno ha sempre ragione, chi manda la lettera, chi manda la controproposta, chi dice no, non è bene la tua, facciamo la mia. Siamo qua che stiamo chiudendo uno stabile e stiamo per arrivare ad una eventuale privatizzazione dell'ente. Io mi auguro, qua ci sono dei consiglieri comunali, io non li conosco se siano di maggioranza o di minoranza,
ma qui la battaglia, come si è appena detto, è di tutti. Qua siamo tutti dalla stessa parte, non c'è chi è a favore e chi è contro, i cittadini, il sindacato chiaramente con le lavoratrici e i lavoratori, ma soprattutto i consiglieri comunali, che loro dovranno fare la loro parte anche, perché se cominciamo a metterci ognuno il suo non ne andiamo più fuori. Io vi dico questo, tra poco saremo convocati dal prefetto, tra qualche giorno, e anche in quel momento servirà la presenza chiaramente delle lavoratrici e dei lavoratori, perché io non voglio pensare che dopo la chiusura di Casa Serena si arrivi a una privatizzazione dell'ente, sarebbe una sconfitta enorme per la città. La riqualificazione di Casa Serena, che poi passa anche attraverso il salvataggio di IRAS, prevede una serie di finanziamenti esterni, PNRR, finanziamenti regionali, attraverso ATER, attraverso altri istituti che dovrebbero investire nella nostra città. Ecco, vogliamo essere chiari, se qualcuno sta cercando di fare il furbo, la dico così, accettatemi questa provocazione, per trasferire fondi che sono destinati alla nostra città in altri territori, ecco, sta sbagliando completamente strada, perché valuteremo ogni azione rispetto anche a questo, perché sono previsti dei fondi da investire nella nostra città per riqualificare un'area e per dare dei servizi assolutamente fondamentali. Ripeto, se nel gioco delle parti politiche, nel gioco dei rapporti di forza anche tra istituzioni di vario livello e di vario grado, qualcuno sta cercando di fare il furbo, sta sbagliando completamente. Quei fondi devono arrivare a Rovigo in un'occasione che sarà storica, e l'invito che facciamo, l'appello è a tutta la politica, al di là del colore, al di là della connotazione, di impegnarsi per la nostra città, perché quei fondi che servono a riqualificare la nostra città sono di Rovigo e devono arrivare a Rovigo.